Oggi l'Arma dei Carabinieri festeggia 209 anni, ma è anche la giornata mondiale dell'ambiente. Ad Agrigento, Imodà, Zucchero, Morandi, Gigi D'Alessio, Ranieri, Necche, Renga, Venditti e Dreghe Glori, Vignano. Acragas, addio al tecnico Nicola Terranova, Deni torna alla presidenza e sogna la B, calciomercato in casa Pro Favara, un nuovo acquisto e 2 riconferme. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 209 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, le immagini che raccontano l'operato dei carabinieri tra la gente e per la gente. Vediamo. Oggi 5 giugno non è solo il compleanno dell'Arma dei Carabinieri, ma si celebra anche la Giornata Mondiale dell'Ambiente, una campagna globale istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 a Stoccolma in occasione della prima conferenza dell'ONU sull'ambiente, in cui venne adottata la dichiarazione che definì i 26 principi sui diritti dell'ambiente e le responsabilità dell'uomo per la sua salvaguardia. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, ecco cosa sono le 3 R per non morire di plastica. Ogni anno l'umanità ne produce circa 430 milioni di tonnellate, metà delle quali progettate per essere utilizzate una volta sola. La giornata indetta dall'ONU il 5 giugno è arrivata alla sua 50ª edizione. Agire subito per non morire soffocati dalla plastica. A questa emergenza è dedicata la giornata dell'ambiente che si celebra oggi in tutto il mondo con decine di migliaia di iniziative con uno slogan comune: elimina l'inquinamento della plastica, 3 parole d'ordine: riciclo, riuso e riduzione. Ricordiamo che la festa è stata indetta dall'ONU ogni anno il 5 giugno, è arrivata alla sua 50ª edizione. Ma noi dobbiamo capire che la responsabilità delle condizioni in cui si trova oggi il nostro ambiente naturale, il nostro pianeta e soprattutto i mari e gli oceani ricade appunto sui comportamenti sbagliati che noi poniamo in essere. Noi abbiamo uno slogan che è anche il titolo di un progetto di educazione ambientale di diversi anni fa, che dice: se butti male finisce in mare. Questo significa che quello che si trova purtroppo nei mari e nell'oceano, fondamentalmente e principalmente la plastica, non viene buttato direttamente a mare, ma arriva a mare attraverso i corsi d'acqua. Quindi si tratta di rifiuti che vengono abbandonati, vengono smaltiti male sulla terraferma e poi arrivano in mare. Occasioni come la giornata mondiale dell'ambiente devono servire appunto a farci riflettere su quelli che sono i comportamenti giusti da adottare per il bene del nostro pianeta, ma anche della nostra salute, perché noi non stiamo semplicemente avvelenando i nostri terreni, le nostre acque, il nostro mare, noi stiamo avvelenando anche la nostra vita, quindi ne va della nostra salute in tutti i sensi. Dinanzi alle parrocchie della diocesi di Agrigento è possibile depositare gli abiti usati. In molti se ne disfano, ma nessuno li ritira. Vediamo. Come era ampiamente previsto, il servizio di raccolta abiti usati da qualche mese in uso nella nostra città non funziona affatto, come si vede anche dalle immagini e dalle foto
Arrivate in redazione, la raccolta è ferma da tempo ed è inefficiente del tutto, i cassonetti sono posati nelle vicinanze degli istituti religiosi, idea lodevole, ma intanto di fatto succede che chi esce dalla Santa Messa o dalle funzioni religiose, spesso persone anziane, donne con bambine, famiglie, è costretto a vedere un'immagine purtroppo di sporcizia. Il servizio è iniziato lo scorso mese di gennaio, furono installati già disponibili per l'utenza ben 38 contenitori stradali e servivano a raccogliere gli indumenti, gli abiti, le calzature sul territorio di Agrigento, comprese le fazioni. Questo è il testo del comunicato stampa, fu allora il raggruppamento temporaneo delle imprese, i SEDA, SEA e SEAP, che lo inviarono. Proprio gli operatori del raggruppamento temporaneo di imprese ne hanno collocati 3 lungo la via Mera, 5 lungo la via Carusolanza, 2 in via Dante, 3 in via delle Mura, 2 in via Duomo. Collocati anche i contenitori nei quartieri periferici, 3 posizionati al villaggio Peruzzo, 5 a Fontanelle, 6 a Monserrato, 4 al villaggio Mosè, 3 a Villa Seta, 1 a Montaperto e 1 a Giardina Gallotti. All'interno dei contenitori, citava il comunicato stampa, si potevano lasciare indumenti, biancheria di vario tipo, tende, borse, cinture, scarpe, coperte e cappelli, come vediamo anche dalle immagini. Il modo migliore per conferire questo materiale, diceva il comunicato stampa, è quello di lasciarlo all'interno dei sacchetti, chiuso in modo che non si rovinino e possono essere utilizzati o riciclati al meglio. Purtroppo dobbiamo constatare che il servizio non funziona e chi è affidatario lo svolge in maniera pessima. Non una buona immagine, insomma, per la città designata capitale della cultura 2025. Mariamico Agrigento chiede la rimozione delle barche utilizzate dai migranti e abbandonati sulle spiagge. Vediamo. Un appello di Mariamico, delegazione di Agrigento, diretta dal dottor Claudio Lombardo. Attenzione a un grave problema che purtroppo è presente nel nostro litorale. Questa volta da diverse settimane sulla spiaggia di Cannatello e su quella di Lido Rossello ci sono 2 barche abbandonate che sono servite a trasportare i migranti in Italia. Mariamico ha chiesto all'ufficio delle dogane e alla capitaneria di Porto Empedocle di prelevarle e rottamarle, visto che è arrivata l'estate e che questi 2 barchini rappresentano un vero pericolo per i bagnanti che vogliono farsi il bagno. Sì, siamo alle solite, durante l'inverno, in primavera, ma anche durante l'estate arrivano queste barche di migranti dalla Tunisia e poi l'autorità giudiziaria pone sotto sequestro la barca, il barchino e resta lì per mesi e mesi. Ora ne abbiamo 2, arrivate nelle scorse settimane, uno a Cannatello, ma soprattutto uno in un posto bellissimo come il Lido Rossello, proprio al centro della spiaggia dove fino a ieri i bagnanti arrivavano, ma è una cosa brutta da vedere ma anche pericolosa per la balneazione. Sono delle barche arrugginite e in questo momento molti le utilizzano pure come deposito di rifiuti. Vanno levati senza se e senza ma. Abbiamo scritto per questo motivo sia alla gente del demanio e di Porto Empedocle, che è proprietaria di questi mezzi, l'azienda delle dogane, sia alla capitaneria del porto per cercare di eliminarle il prima possibile. Il Lions Valle dei Templi dona 3 alberi all'Istituto King di Favara. Vediamo. Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Francesco Pira, ha consegnato oggi 3 alberi da frutto al liceo Martin Luther King, diretto dalla dirigente scolastica Mirella Vella, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Il sommo pontefice Papa Francesco, ha dichiarato il presidente del Lions Club Valle dei Templi Pira, ci ricorda che la terra è la nostra casa. Oggi abbiamo compiuto un piccolo gesto consegnando 3 alberi che saranno piantumati nei prossimi giorni. Oggi purtroppo il maltempo lo ha impedito. La dirigente scolastica Mirella Vella ha ringraziato il club Agrigento Valle dei Templi, ringrazio il presidente Pira e i suoi collaboratori che hanno collaborato alle iniziative che ci aiutano a far crescere sempre di più i nostri studenti. Oggi siamo al liceo Martin Luther King di Favara perché nell'ambito delle iniziative del nostro club, il Lions Club Valle dei Templi, doneremo 3 alberi di frutto a questo istituto. In realtà volevamo proprio materialmente piantumarli, ma la pioggia non ci ha dato la possibilità di farlo. È sicuramente un momento simbolico
quasi al termine dell'anno scolastico, è per cercare di dire ai nostri ragazzi che piantare un albero può significare aiutare un pianeta che ha bisogno di uno sviluppo sostenibile. Perché, come ci ha ricordato molte volte Papa Francesco, la nostra terra ha bisogno di essere la nostra casa. Noi non la dobbiamo trattare male, perché tutte le volte che la trattiamo male poi accade qualcosa che stravolge completamente le nostre vite. È un po' questo il senso, 3 alberi per cercare di aiutare il nostro pianeta, e noi lo stiamo facendo in questo liceo di Favara con cui abbiamo collaborato, abbiamo fatto delle iniziative insieme, e di questo ringrazio tantissimo la dirigente scolastica professoressa Mirella Vella, ma anche tutti i docenti e gli studenti che hanno collaborato a questa iniziativa. Giornata mondiale dell'ambiente, e oggi qua al Martin Luther King una meravigliosa donazione da parte dell'Lions di Agrigento. Ci hanno consegnato queste piantine per rafforzare l'idea proprio della tutela del nostro territorio, della tutela del paesaggio in coerenza con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. È un grande e importante momento di sensibilizzazione, verranno collocate nella nostra agora della legalità, e in maniera tale che possano veramente crescere, e anche cercheremo di farle adottare da alcune classi della nostra scuola, perché prendersi cura del verde e prendersi cura comunque di noi, salvaguardare quelle che sono le nostre radici e crescere forti con ideali. È sicuramente importante che la nostra scuola ci dia la possibilità di essere sensibilizzati su questi temi, quali sono molto importanti e che comunque noi giovani non dovremmo mai dimenticare. Ringraziamo la dirigente scolastica e l'associazione per averci dato questa opportunità, e anche la dirigente scolastica per offrirci comunque queste opportunità per conoscere sempre di più l'ambiente. Spettacoli al Teatro Valle dei Templi a Piano San Gregorio Agrigento. A dare il via alla Kermesse il doppio concerto dei Modà, sabato scorso 3 e domani 6 giugno. Ma in cartellone il 27 luglio c'è Zucchero, l'8 agosto Gianni Morandi, il 20 agosto Gigi D'Alessio, il 24 agosto Massimo Ranieri, il 27 agosto Francesco Renga e Neck, il 30 agosto Antonello Venditti e Francesco De Gregori, il 7 settembre Enrico Brignano. Vediamo. Inizia bene la stagione concertistica ad Agrigento, organizzata dall'imprenditore agrigentino Enzo Bellavia. Concerto inaugurale, quello dei Modà ad Agrigento, che si è svolto sabato presso il Teatro della Valle, dove si è addirittura doppiata l'esibizione, prevista per un'altra data, il 6 giugno prossimo, segno che il territorio ha ben accolto l'iniziativa. I Modà hanno proposto un concerto rock pop sinfonico che ha spaziato dalle sonorità dell'orchestra a quella di una poderosa band rock. Questo speciale tour con l'orchestra, che la band ha provato per la prima volta proprio all'Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare in giro live per l'Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, partito dopo la partecipazione della band all'ultima edizione del Festival di Sanremo, dove Checco Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito Lasciami, una canzone molto importante per Silvestre che ha dato grande soddisfazione alla band, che per l'occasione ha festeggiato i suoi 20 anni di storia dal 2003 al 2023 con molti traguardi raggiunti. Ma il pezzo forte ad Agrigento avverrà il prossimo 27 luglio con la presenza Zucchero Fornaciari, reduce dal grande successo alle Terme di Caracalla di Roma per la prima data italiana del 2023 del World Wild Tour. Zucchero Fornaciari annuncia il concerto il 27 luglio al Teatro della Valle dei Templi. Si arricchisce così la programmazione della 17ª edizione del Festival Il Mito, che riapre le porte di una delle location più suggestive della Sicilia. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi. I biglietti saranno disponibili già sulla piattaforma Punto a Capo. Ad accompagnarlo sul palco il coro gospel Sherita Duran, Gospel Choir, una super band internazionale composta da artisti di grandissimo livello locale e internazionale.
Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero, all'anagrafe Adelmo Fornaciari, nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui ben 8 milioni con l'album Oro, Incenso e Birra. Poi arriverà in suggestive location in luoghi magici, unici e magnetici. 4-5 luglio in Piazza Unità d'Italia Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, il 28, 29 e 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa e adesso anche una nuova data, il 27 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento. Quanto influiscono i luoghi in un concerto? Secondo me tanto, cioè sono una componente importante, il fatto di essere in un luogo che già di per sé è armonioso, è stato comunque costruito, molti di loro sono stati costruiti per la musica anche. Secondo me si sposa bene con la musica, facilita le emozioni, ad amplificare le emozioni, questo sicuramente. Altro appuntamento inserito nel cartellone è lo show di Enrico Brignano. Dopo i 2 sold out del 9 e 10 maggio al Metropolitan di Catania, Enrico Brignano tornerà in Sicilia e sarà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento il prossimo 7 settembre. Il piano regolatore di Favara non è a rischio. I dettagli con Giuseppe Moscato. Il piano regolatore generale del Comune di Favara non è stato annullato nella sua totalità dal TAR. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha annullato solo il decreto assessoriale dell'11 gennaio 2019, per cui rimane in vigore il PRG adottato precedentemente, ovvero quello con la delibera numero 13 del febbraio 2015, comprese le osservazioni presentate dai cittadini. Lo sostiene in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia del Comune di Favara, Gerlando Nobile. Nei giorni scorsi, afferma l'esponente politico, si era diffusa la notizia che il PRG di Favara era tutto da rifare, su decisione del TAR a seguito dell'accoglimento con più sentenze di alcuni ricorsi presentati dai cittadini interessati. Il consigliere Gerlando Nobile, per chiarire questi aspetti, unitamente alla parlamentare regionale Giussi Savarino, si è recato presso l'assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Urbanistica, dove ha incontrato il direttore generale architetto Calogero Beringheli, al quale ha sottoposto la problematica. Dall'incontro, nel quale erano presenti anche l'ex dirigente del Comune di Favara, architetto Crescenzo, ora in pensione, redattore del PRG, unitamente ad altri tecnici, all'assessore al ramo Emanuele Schembri, è emerso, come spiega Nobile, che di fatto il TAR ha annullato il decreto 11 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 3 del 2019. Quindi, secondo lo stesso consigliere comunale, rimane in vigore il PRG adottato con delibera numero 13 del 26 febbraio 2015, comprese le osservazioni presentate dai cittadini. In ragione di ciò, evidenzia il consigliere Nobile, l'amministrazione comunale, con l'ausilio dei propri uffici, dovrà provvedere ad intraprendere una interlocuzione ufficiale con gli uffici regionali. Inoltre dovrà aggiornare gli elaborati necessari a fornire gli uffici interni, i professionisti, ma anche i cittadini, degli strumenti necessari per non bloccare l'iter di approvazione delle pratiche edilizie già presentate o da presentare. Festa ieri a Montaperto, quartiere di Agrigento, per l'inaugurazione di un parco giochi per bambini. Vediamo. Siamo a Montaperto, oggi è una grande festa, siamo riusciti a realizzare questo angolo di paradiso, è un parco giochi per bambini, una delle promesse elettorali, ma l'abbiamo realizzato non per questo, ma perché bisogna amare la città, bisogna amare gli ambienti, ogni angolo di questo borgo è importantissimo, l'abbiamo sempre detto, e grazie a un gioco di squadra, qui accanto a me ho veramente agli attori principali che hanno contribuito per la realizzazione di quello che qui oggi voi vedete, quindi grazie a questo gioco di squadra finalmente Agrigento ha questo piccolo angolo di paradiso. E come dice il sindaco, un risultato raggiunto con tanta assiduità, tanto lavoro e tanto impegno da parte di tutti, compreso ovviamente i tecnici
del comune che portano avanti tutti gli atti amministrativi e portano avanti quindi tutto il processo di controllo dell'utilizzo del finanziamento. Ci teniamo a dirlo, sono finanziamenti statali e non finanziamenti comunali. Per il secondo anno consecutivo riusciamo a realizzare un giochino, dopo quelli di Montaperto o di Giardina Gallotti arriva quello di Montaperto. Siamo contenti perché ovviamente dare degli spazi per il gioco ai bambini significa rigenerare un quartiere, significa ristabilire in questo caso specifico quella che è anche la bellezza di una villetta che era abbandonata, e quindi l'obiettivo è stato raggiunto in toto. Oggi è una giornata bellissima, siamo molto emozionati perché finalmente si realizza un sogno. Anche a Montaperto i bambini avranno la loro villetta, i loro giochini dove potranno giocare in armonia e sicurezza, e dopo anni di abbandono con le precedenti amministrazioni finalmente anche questo quartiere inizia a ricevere le risposte che merita, per cui siamo veramente molto contenti, e oggi vedere i nostri bambini felici è il ringraziamento è più grande. Il recupero della villetta è stata fin dalla base. Abbiamo ricostruito tutti i percorsi, abbiamo tolto quelli che erano un po' i mancati accessi sia per i bambini che anche per disabili, quindi c'è un abbattimento di barriere architettoniche, abbiamo messo dei cestini, recuperato il verde, ovviamente arricchito anche con un tavolo per una seduta oltre che per i bambini anche un po' più grandi, e quindi anche la pavimentazione in gomma che ovviamente serve in ausilio per i giochini, per evitare che ci siano dei traumi. Quindi tutto quello che è stato ricostruito ovviamente è fatto a norma e secondo quelle che sono le specifiche dettate dalla legge. All'Istituto Scolastico Volta di Palermo lavori fatti al risparmio sulla pelle di studenti e docenti. Arrestati 3 imprenditori. I dettagli nel servizio. Lavori eseguiti male o incompleti, risparmiando sui materiali, in alcuni casi mai realizzati, mettendo a rischio la sicurezza di studenti, professori, collaboratori scolastici. Un'inchiesta della Procura europea svela una truffa, l'ennesima, sui finanziamenti concessi all'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta di Palermo, la scuola nel Rione 7 Cannoli, storico istituto tecnico industriale. Negli anni ha ampliato la sua offerta formativa. I carabinieri hanno arrestato 3 imprenditori e sono finiti ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Calogero Ferrara ed Amelia Luise. L'indagine ha fotografato il periodo novembre 2021-giugno 2022. Gli indagati sono stati controllati, pedinati. Per riscontrare le accuse, i militari hanno eseguito dei sopralluoghi in cantiere. Gli imprenditori, attraverso il metodo dei subappalti a cascata e delle fatturazioni fittizie, attraverso il risparmio o il mancato utilizzo di materiale, la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate, così sottolineano gli investigatori, avrebbero ottenuto ingiusti profitti in danno del buon esito di progetti di ristrutturazione dell'edilizia scolastica finanziati dall'Unione Europea, della sicurezza tecnico-strutturale delle opere stesse, nonché quella dei loro fruitori. Alcuni lavori sono stati eseguiti artigianalmente e non da maestranze specializzate che potessero certificarli. Ad esempio, le porte antincendio sarebbero state installate su telai non conformi e con meccanismi di sblocco non efficienti. Il massetto dei servizi igienici, la superficie del supporto sul quale verrà eseguita in un secondo momento la posa della pavimentazione è fatturato per intero, ma di fatto realizzato solo su carta, così come quella sulla carta risultava il montaggio di materiale regolarmente spesato e mai consegnato. Contestualmente all'esecuzione delle misure personali sono stati sequestrati 140.000 euro, frutto di una quantificazione preliminare dell'illecito profitto. Una nuova scuola palermitana dunque al centro di una inchiesta della magistratura europea. Qualche settimana fa, lo ricordiamo, è toccato all'Istituto Comprensivo Giovanni Falconi allo Zen. Il punto di partenza in entrambi i casi sono i finanziamenti europei. Allo Zen dovevano servire per i progetti riservati agli studenti ed invece i materiali, dai cellulari al cibo, sarebbero finiti a casa della preside Daniela Loverde. Al Volta, invece,
L'Unione Europea avrebbe finanziato una scuola più efficiente e sicura ed invece 3 imprenditori ne avrebbero approfittato. L'interrogativo così diventa pressante. Come vengono spesi i fondi europei in una stagione, quella del PNRR, che a tanti fa gola, in cui ne arriveranno parecchi e che parecchi purtroppo potrebbero anche andar persi. Messina in festa per la sua santa patrona, la donna della lettera. Le celebrazioni lo scorso 3 giugno. Vediamo. La data del 3 giugno per i messinesi rappresenta un'importante ricorrenza che affonda le sue radici tra fede, storia e tradizione ed è divenuto un culto profondamente sentito nella città dello Stretto. Si tratta della festa della Madonna della Lettera, la santa patrona di Messina. Secondo la tradizione, nella primavera dell'anno 42, l'Apostolo Paolo giunse a Messina dove piantò la croce del cristianesimo. I primi messinesi convertiti alla nuova religione appresero da San Paolo che Maria, la madre di Gesù, era ancora vivente e così decisero di renderle omaggio inviando una delegazione a Gerusalemme. Tali ambasciatori visitarono la Madre del Signore, alla quale portarono la testimonianza scritta di alcuni messinesi, della quale ricevettero una lettera da portare a Messina, in cui la Madonna esprimeva il proprio compiacimento per i messinesi convertitisi al cristianesimo e benediceva la città. La benedizione che la Vergine fece alla città di Messina campeggia ancora oggi alla base della statua della Madonna all'ingresso del porto di Messina. Le origini della chiesa messinese quindi risalirebbero all'età apostolica. La pietra sulla quale San Paolo si fermò per predicare ai messinesi esiste ancora oggi e si trova nella zona che da lui prende il nome, davanti alla piccola chiesa che ne ricorda l'evento. Nel corso della storia più volte i messinesi si sono rivolti alla Madonna affinché li sostenesse nei loro patimenti e la Vergine non ha mai fatto mancare il suo aiuto miracoloso. Anche quest'anno la data del 3 giugno a Messina è stata ricca di eventi per i festeggiamenti in onore della Madonna. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Calcio, Acragas, Giuseppe Deni torna alla presidenza e sogna la Serie B, il servizio di Carmelo Lentini. Presidente, oggi è una conferenza stampa abbastanza animata, però con un paio di certezze. La prima è che Peppe Deni continuerà a stare in Acragas, magari più a tempo pieno.
Sì, una delle cose che ho detto, io mi dedicherò all'Agragas come se fosse un lavoro per me a tempo pieno, perché voglio attenzionare l'Agragas e questa società per permettere nei prossimi anni di disputare campionati professionistici. Quando pensa di sciogliere un po' di riserve riguardante il nuovo tecnico, il nuovo direttore sportivo e magari qualche riconferma della squadra della scorsa stagione? Credo che prima della fine della prossima settimana già avremo le idee chiare, almeno su quello che era lo staff tecnico. Coinvolgerete l'imprenditoria non solo agrigentina ma anche di tutta la provincia? Guarda, io sono un sognatore, ho sempre fatto dei sogni nella mia vita e voglio ancora oggi sognare. Io credo che la collocazione naturale dell'Agragas sia la Serie B, però non voglio essere, diciamo così, fare sogni pindarici. Se io riuscirò a coinvolgere l'imprenditoria della provincia di Agrigento, almeno quella dove oggi è assente il calcio, io credo che noi potremmo fare un progetto che guardi a prospettive importanti. Lascia l'Imolese per fare grandi cose con la sua squadra del cuore, l'Agragas. Sì, io lascio l'Imolese perché cederò le quote al mio direttore sportivo, che è anche un importante, non è una persona così che io ho scelto, ma oltre ad essere una persona per bene e seria, anche un grosso competente di calcio, perché è stato un procuratore di grandi calciatori. La lascio in buone mani e mi auguro che lui possa riportare l'Imolese nei ruoli che ha avuto negli anni passati. Mister Terranova rimarrà all'Agragas? Diciamo, bisogna vedere i progetti che ha l'Agragas e che ha lui. Se questi progetti si intersecano, Terranova è graditissimo all'Agragas, perché, ripeto, per me è l'allenatore ideale, non solo come tecnico ma anche come uomo. L'avvocato Rosato rimane socio e spera che torni all'Agragas. Ma guarda, l'avvocato Rosato rimane socio, ci starà vicino, si è voluto un attimino dire: Peppe, io sono impegnato con alcune cose di natura professionale e voglio sistemare un poco di cose della mia vita professionale, però sono sempre vicino a voi e io penso che a breve l'avvocato ritornerà in piena forza, diciamo, nell'ambito dell'Agragas. Dei vecchi giocatori che rappresentano lo zoccolo duro dell'Agragas della scorsa stagione, si può capire chi potrebbero rimanere? Ma per me potrebbero rimanere tutti, perché tutti sono stati bravi, perché sono giocatori di alto profilo. Insieme con lo staff tecnico che ci sarà, poi valuteremo se questi profili rientrano nell'idea di calcio che vuole sviluppare l'allenatore o meno. Ecco, tutto dipende dall'allenatore, dalla tipologia di gioco. Tenete presente che noi faremo una categoria superiore con dinamiche diverse. Avete ancora fatto un appello alle responsabilità degli amministratori comunali. Che cosa è cambiato, che cosa sperate che cambi? Noi speriamo che l'amministrazione comunale, ma non tanto l'amministrazione comunale, mi riferirei io al sindaco di questa città, guardi le immagini di 5.500 persone, guardi le immagini dei bambini che piangevano per la vittoria dell'Agragas e si renda conto che noi, oltre a fare divertire calcisticamente una città, svolgiamo un ruolo altamente sociale e lo faccia interessare alle piccole problematiche che ci sono allo stadio e ad altre piccole cose. Lui rappresenta la città, è il mio sindaco, per cui tutto il rispetto del mondo, però a questo punto, oltre alle parole, facciamo i fatti. Mister Tom Sinatra. Tommy Sinatra è non solo un grande artista ma è anche un grande uomo e la mia decisione è dipesa pure dalla sua telefonata, e poi mi ha detto: Presidente, tu non puoi andare via dall'Agragas dopo che io ho fatto l'inno dell'Agragas, ed è stata una di quelle ragioni che mi hanno fatto riflettere a rimanere in Agragas. È terminata l'avventura in bianco-azzurro del tecnico Nicolò Terranova, che ha risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con la società del patron Giuseppe Deni.
In un comunicato stampa della società Acragas si legge: l'Acragas comunica che la società e l'allenatore Nicolò Terranova hanno deciso di comune accordo e in piena sintonia di non proseguire il rapporto di collaborazione esistente. Da parte del club biancazzurro, in prima persona dal parte del patron Giuseppe Deni, va il ringraziamento più grande ad un tecnico, ma prima di tutto ad una persona eccezionale che ha portato l'Acragas alla vittoria del campionato di eccellenza e alla promozione in Serie D. Il presidente Deni dichiara: con mister Terranova abbiamo da sempre avuto un ottimo rapporto e oggi ci salutiamo dicendo che questo sarà solo un arrivederci. Ci tengo a precisare che la risoluzione è stata consensuale durante un incontro tra le parti avvenuto in un clima di totale distensione e caratterizzato dalla solita reciproca stima, che rimane pertanto immutata. Lo ringrazio pubblicamente, continua la nota stampa, per tutto il lavoro che ha fatto e gli faccio il mio più grande in bocca al lupo per il futuro. Sono già al lavoro per ingaggiare un nuovo allenatore per il difficile e impegnativo campionato di Serie D. E in casa Pro Favara un nuovo acquisto e 2 riconferme. Giuseppe Moscato. Si va delineando la rosa della Pro Favara con la riconferma di diversi giocatori che hanno ben figurato nella scorsa stagione e che sono stati considerati utili anche per il prossimo campionato. Pro Favara che ha dato avvio anche alla campagna acquisti per il potenziamento della squadra, in considerazione anche del fatto che la società del presidente Rino Castronovo ha chiaramente detto di puntare alla vittoria e tentare il salto di categoria in Serie D. Il primo ad arrivare, fortemente voluto dal tecnico Gaetano Catalano, è il fortissimo e poliedrico Bartolomeo Erbini, classe 2001. Nativo di Mazzara del Vallo, nelle ultime 2 stagioni ha disputato ben 47 presenze con la maglia della Mazzarese, risultando tra i migliori giocatori nel girone A del campionato di eccellenza. In passato ha indossato anche le maglie di Marsala, Mazzara, Salemi e Canicattì. Dopo Bossa, Lupa e La Piana, continua intanto incessante il lavoro del direttore sportivo Tino Longo e dei dirigenti favaresi per consegnare al riconfermato allenatore Gaetano Longo un organico di alti livelli. La riconferma arriva anche per Gianni Calagna, giocatore offensivo con il vizietto del gol, 5 reti lo scorso campionato, ma utilizzato anche in tanti ruoli. Conferma per il mazzarese Pietro Marino, difensore, oltre che sul campo si è dimostrato anche forte fuori, creando gruppo e spogliatoio e punto di riferimento per i più giovani, ma anche per i tifosi. Con lui anche il bravissimo messinese Roberto Miano, classe 1996, centrale difensivo, un mattone importantissimo nel buro difensivo della Pro Favara. Riconferma anche per il giovane grottese Dylan Rizzo, classe 2003, difensore esterno, Filippo Caternicchia, forte laterale riberese di 24 anni. Pro Favara, che quest'anno punta anche sui giovani, a breve inizierà un lavoro di potenziamento del settore juniores. L'obiettivo, ci dice il responsabile della comunicazione Giuseppe Piscopo, è quello di avere una rosa competitiva per un campionato Under 19 di vertice ed essere di supporto alle prime linee. Tutto ciò in continuità con il progetto sportivo ed ambizioso della società che vuole creare nel tempo anche un settore giovanile di spessore partendo proprio dai più piccoli. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.